Finalmente ci siamo, è arrivato il gran giorno della festa promozione al Mercante. Domani il Bassano Calcio, la società, i tifosi e la città celebreranno al termine della partita con il Galliera la trionfale cavalcata che ha portato una formazione appena nata a vincere al primo colpo il campionato di prima categoria. I festeggiamenti avranno anche un risvolto benefico, dato che i supporter del gruppo Grappa metteranno a disposizione le uova di cioccolato per raccogliere fondi per la Città della Speranza. E non è tutto, in ballo c'è anche la lotteria con un maxi uovo di cioccolato tutto in giallo-rosso. La festa inizierà subito dopo il triplice fischio, con musica, cibo e brindisi per tutti. Dal punto di vista prettamente sportivo, il tecnico Checco Maino dovrà fare a meno di Savio, ancora infortunato, e avrà invece a disposizione tutti gli altri componenti della rosa. Nelle ultime gare l'allenatore ha fatto giocare anche chi ha trovato meno spazio durante il torneo e probabilmente lo farà anche domani. I suoi ragazzi in ogni caso hanno già dimostrato che la squadra riesce a vincere con qualsiasi formazione. L'obiettivo dichiarato è quello di portare a casa i 3 punti anche contro il Galliera. Si tratterebbe del 15° successo tra le mura amiche e questo record diventerebbe la gemma della corona del nuovo corso del calcio bassanese.